USA, attacco a Trump, ferito ad un orecchio, ucciso l'attentatore. Donald Trump è stato ferito in un attentato durante un comizio in Pennsylvania, con un proiettile che ha perforato la parte superiore del suo orecchio. Circondato dal Secret Service, Trump si è rialzato sanguinante e ha salutato la folla. L'attentatore, un ventenne in mimetica, ha sparato da circa 150 metri, uccidendo uno spettatore e ferendone due. Il presidente Joe Biden ha condannato l'attacco, esprimendo gratitudine per la salvezza di Trump e sottolineando che non c'è posto per la violenza politica negli Stati Uniti. Altri leader mondiali, tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, hanno espresso solidarietà e auguri di pronta guarigione. Hamas. Salameh ucciso nel raid di Israele a Mawasi. Il comandante della brigata Khan Yunis, Rafah Salameh, è stato ucciso in un raid israeliano a Mawasi, secondo fonti di Hamas riportate dal giornale Al-Sharq e Al-Awsat. Non sono conferme sull'uccisione del capo delle brigate Qassam, Mohammed Deif, anch'egli obiettivo dell'attacco. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che non c'è certezza assoluta sulle uccisioni. L'Egitto ha esortato Israele a non ostacolare i negoziati per la tregua a Gaza, accusando Israele di temporeggiare per evitare il collasso della coalizione di governo. La Casa Bianca ha confermato di essere in contatto con Israele riguardo all'attacco, con un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale che ha riferito ai media israeliani che Israele ha attaccato alti funzionari di Hamas. Orrore in Francia, rapisce e uccide la figliastra di 6 anni. In Francia un 42enne ha rapito e ucciso la figliastra di 6 anni nella notte tra venerdì e sabato, nella regione di Seine-Maritime. La madre di Celia, accusata dal compagno, ha descritto l'evento come un raptus di follia. Dopo una lite l'uomo, già noto alla giustizia, ha sbattuto la bambina a terra e ha accoltellato la madre. La polizia ha lanciato un'allerta a rapimento, mobilitando 200 militari. Il corpo della bambina è stato trovato poche ore dopo in una zona boscosa. L'uomo è stato arrestato mentre tentava di fuggire dal bosco vicino a Betteville. L'anticiclone africano Caronte si intensifica, 3 morti per il caldo. Le temperature già alte continueranno a salire fino a fine luglio a causa dell'anticiclone africano, raggiungendo i 40 gradi e imponendo il bonio rosso in 11 città. 3 anziani sono morti per il caldo, un 68enne a Roma, un uomo sulla spiaggia di Bari e un 70enne a Porto Cesareo. Il primo è stato trovato morto in una zona campestre a Roma, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio. Gli altri 2 sono deceduti dopo aver accusato malori in spiaggia. Intanto il Nord Italia affronta i danni causati dal maltempo. Thank you.